Il Sarzana viola il capannino, settima vittoria consecutiva, una stagione che si sta rivelando bellissima. Sergio Festa, non avete mai mollato, eri sotto a un certo punto della partita, avete fatto 3 gol in pochi minuti e poi insomma nel finale avete resistito e è finita 6-5. Sì, chiaramente sapevamo che comunque a Follonica che vai sopra di 3 non vuol dire nulla, perché è una squadra che in 5 minuti ti può ribaltare una partita. La possibilità che andassimo sotto era molto alta, perché comunque è una squadra abituata a fare tanti gol, a attaccare la porta, gioca benissimo, gioca a memoria, quindi sapevamo che questa possibilità si poteva palesare. Allora durante la settimana ho lavorato anche un po' sul discorso mentale, di non mollare, perché questa è una pista dove se molli un attimo magari te ne fanno 5 o 6. L'obiettivo era comunque tenere la partita sempre in equilibrio, poi uno più, uno meno cambiava poco, l'importante era rimanere in equilibrio. Sapevamo che dovevamo vincere per forza, perché comunque per mantenere il 7° posto insomma, dovevamo fare per forza una vittoria, e quindi ci siamo preparati al meglio, siamo in un buon periodo di forma e ci è andata bene. Prossimo match saranno i play-in, perché io non so come chiamarli, insomma, le eliminazioni per arrivare ai playoff contro il Viareggio. Sarà un'altra bella sfida. Sì, questi pre-playoff bisogna chiaramente giocarli prima di tutto resettando tutto quello che è stato il campionato, quello che è stato per noi fondamentalmente ora il finale di stagione fatto in maniera comunque positiva. Bisogna azzerare tutto e ricostruire un attimino il percorso per arrivare ai playoff. Sono partite da dentro o fuori, bisogna studiarle, perché va fatta una gara su 100 minuti, non su una partita secca, quindi ci sono tante cose da valutare e cercheremo di prepararci al meglio.